Parla Fanazzurri, benvenuti sul canale Notizie di Napoli, andiamo alle ultime dall'Azzurra. Ma prima, se siete nuovi qui, già iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdervi nessuna novità dal Napoli. Empoli sconfitto dal Napoli allo Stadio Castellani, vittoria netta dei partenopei. Paolo Zanetti, tecnico della squadra toscana, ha parlato ai microfoni di DAZN: sono contento che non molliamo mai. Il Napoli è impressionante in tutte le fasi. Abbiamo preso gol su 2 errori commessi. Ci portiamo a casa una bellissima esperienza. Siamo una squadra molto giovane. Da questo tipo di partite possiamo apprendere qualcosa, me compreso. Sicuramente abbiamo avuto un po' di timore dell'avversario. Poi ha aggiunto: ricordiamo che il Napoli ha ridicolizzato la squadra che ha vinto l'Europa League poco fa. Abbiamo provato ad andare sugli esterni. Era veramente dura incontrare il Napoli, ci siamo tolti il dente. Il Napoli non è solo palleggio, serve velocità di pensiero, ma purtroppo ci sono stati più errori del solito, ha riferito il tecnico della squadra toscana, che è rimasto letteralmente impressionato dalla forza del Napoli di Spalletti. Mi piacerebbe molto conoscere la tua opinione qua giù nei commenti, caro amico tifo napoletano, la tua opinione è molto importante per il Napoli. Presto ti aggiornerò con altre notizie dal nostro Napoli.